TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario parlando del meteo. Il meteo regionale prevede per domani tempo instabile a tratti perturbato, specie nel mattino, appunto di venerdì 29 agosto, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale, più frequenti e consistenti sulle zone centro-settentrionali, dove i quantitativi potranno risultare anche abbondanti o localmente molto abbondanti, specie su zone montane e pedemontane. Saranno possibili su tutta la regione temporali localmente anche forti. Nella prima parte di sabato possibile fase di instabilità con nuovi rovesci temporali sparsi, specie tra prealpi e pianure in esaurimento dal pomeriggio. Non saranno esclusi locali fenomeni intensi. Cambiamo decisamente argomento e parliamo della Mostra del Cinema di Venezia, dove uno dei divi più attesi alla 82esima edizione è senz'altro George Clooney, ma i suoi numerosi fans accorsi al lido per vederlo e magari riuscire ad avere un autografo o un selfie sono molto preoccupati. A causa di una grave sinusite, il noto attore era ufficialmente assente alla conferenza stampa del film in concorso J. Kelly di Noah Baumbach e si è detto molto dispiaciuto per questo. In forse, ma non ancora del tutto esclusa, la sua presenza sulla red carpet dopo le 21 di stasera, è quanto riportano le testate giornalistiche nazionali e locali. Ultima pagina, passiamo alla cronaca locale. La Giunta Comunale di Venezia ha approvato la delibera che approva il progetto di fattibilità tecnico ed economica per la riqualificazione dell'edificio ex Centrale Veritas alla Gazzera a Mestre. L'intervento, che è un investimento di 2 milioni di euro, prevede il recupero dell'ex centrale idrica dell'acquedotto di Gazzera, situata tra via Brendole e via Istria, vincolata come bene culturale dal 2020. L'obiettivo è restituire l'edificio alla fruizione della cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, trasformandolo in un polo multifunzionale per studio, eventi e socialità. Al piano terra sono previsti un piccolo spazio museale dedicato alla storia dell'edificio e dell'acquedotto e delle sale studio. Al piano primo una sala per piccoli eventi, una sala espositiva museale, una terrazza piana per eventi all'aperto. Passiamo ora allo sport con il calcio. È stata rinviata la presentazione di domani della Cimestre allo stadio Baracca. La società aranciονera scrive infatti in una nota: a causa del comunicato di allerta gialla diramato dall'ARPAV riguardo le previsioni del tempo di domani pomeriggio su Mestre e memori anche dei danni arrecati dal maltempo alla nostra città pochi giorni or sono, siamo costretti, nostro malgrado, a rimandare la presentazione della prima squadra e del settore giovanile, preventivata appunto per domani pomeriggio a giovedì 4 settembre, con inizio alle ore 18:30 presso lo stadio Francesco Baracca. L'associazione Calcio Mestre si scusa per il disguido, pur non dipendente dalla nostra volontà. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.